Sono Claudio Murri, istruttore tecnico della Comunità Montana Gennargentu Mandorlo-Isai. Questo bando del GAL, nello specifico il progetto Longevitas, si occupa degli itinerari turistici per la valorizzazione dei beni identitari e naturalistici del territorio della Comunità Montana. Nello specifico di questo progetto fanno parte il comune di Azzara, Meanassardo, Ortueri e Sorgono, dove sono stati inseriti prettamente i percorsi che identificano questi territori, i vigneti, i boschi e i beni identitari, tra cui il sito dove ci troviamo ora, che è Biregoncas, la chiesa di San Mauro, la chiesa di Santa Maria, le chiese paesane, il parco degli asini di Ortueri e in ultimo, non per importanza ma per ordine, il sito del Nuraga e Nolza a Meanassardo. L'intero percorso si snoda per 38 km, di cui 18 km interessano il comune di Sorgono e Azzara, che è praticamente un unico itinerario, si può dire, e si sviluppa per 13 km nel comune di Ortueri e 5,5 km nel comune di Meanassardo. Nella progettazione di questi itinerari abbiamo considerato la logistica e poi cercare di utilizzare maggiormente le strade meno asfaltate, gli sterrati, e poi si sono studiati in percorsi in modo che interferissero il meno possibile con le strade, con le arterie principali, qui la statale 128 o la provinciale limitrofa ai percorsi. Il GAL ha svolto un importante ruolo di coordinamento e di indirizzo progettuale per riuscire a concretizzare questa rete e a renderla omogenea all'interno dei territori di questi comuni, che sono tra di loro leggermente differenti e quindi avevano bisogno di una rete che comunque li collegasse e rendesse il più possibile omogeneo il loro tipo di percorrenza. Il cuore pulsante di questo progetto sono soprattutto i vigneti storici che si ritrovano in tutti questi paesi e che giustamente sono l'attrattore principale e quello che permette a noi tutti di gustare il famoso vino del Mandorlo-Isai e che costituiscono un paesaggio rurale e storico appunto all'interno del quale ci si muove. Tante ricchezze naturalistiche che verranno valorizzate da questi sentieri, che hanno il compito di portare un turismo anche lento, dedicato alle famiglie nonché agli anziani, dove si possono eseguire percorsi di media difficoltà che tutti possono praticare sia a piedi che con le mountain bike. Questi verranno accatastati nel registro regionale RES degli itinerari turistici.